Buon pomeriggio a tutti, ringrazio per essere stata invitata. Sì, vi parlerò della Tuscia, ma prima vorrei raccontarvi chi sono. Mi chiamo Eleonora Dorizzi, ve l'hanno detto e c'è scritto anche lì. E è stata interessantissima questa giornata perché ho sentito tanto parlare di artigiani, di turismo e di turismo esperienziale. Io mi occupo di turismo esperienziale dal 2014 con Italian Stories, che è appunto questo portale che abbiamo fondato insieme ai miei soci ormai 6 anni fa. E devo dire che al tempo, quando abbiamo iniziato, parlare di turismo esperienziale, tanto più nell'artigianato, era come dire sto arrivando da Marte. Ecco, quindi non è stato facilissimo all'inizio, però devo dire che in effetti oggi avrei molte cose da raccontarvi e se avete un po' di pazienza qualche cosina vi ho portato. Innanzitutto appunto Italian Stories di che cosa si tratta? Si tratta di un marketplace che mette insieme due mondi. Pensate che parliamo del 2014, no? Per cui oggi forse alcune cose sembrano più scontate, ma allora noi era come se a un certo punto ci fossimo trovati in mano questi due fili, uno quello appunto della produzione di qualità che intesse appunto il nostro Made in Italy e che è riconosciuta probabilmente più dall'estero che dall'Italia, no? Stiamo assumendo forse in questi anni maggiore consapevolezza di che cosa significa il saper fare artigiano che è insito nei nostri territori un po' ovunque e che forse cominciava ad essere riconosciuto un più che da noi, addirittura dai grandi player esteri, no? Non so se ricordate l'iniziativa di Samsung Maestro Academy, oppure il lavoro che ha fatto anche Google per valorizzare il Made in Italy in collaborazione con la CNA. Quindi abbiamo intercettato questi due fili, appunto dicevo uno, quello del Made in Italy che è diffuso un po' ovunque, anche tra i giovani, anche se ci immaginiamo il mestiere dell'artigiano come un mestiere per anziani nell'immaginario, ma non è così, ci sono tantissimi giovani che anche fanno percorsi diversi e che arrivano all'artigianato. E l'altro è quello, sempre nel 2014, delle esperienze autentiche. Allora parliamo di un momento in cui fare esperienza, a Airbnb era ancora agli inizi, significava magari vivere, condividere la casa con una persona che ti ospitava, quindi conoscere un modo diverso di viaggiare, no? Viaggiare più vicini a quelle che erano le realtà dei locali, delle persone che effettivamente vivevano in quella realtà. Quindi abbiamo pensato che per essere a contatto con dei locali veri, chi meglio di un artigiano che conosce il territorio da tantissimi punti di vista, perché se ci pensate il saper fare artigiano comprende delle conoscenze che vanno da quelle ambientali a quelle storiche, a quelle artistiche, a quelle etnografiche, insomma comprende tantissime conoscenze diverse. Noi abbiamo pensato, beh, chi meglio di un artigiano per essere un reale ambasciatore del territorio e saper raccontare e far conoscere, sperimentare la propria realtà. E inoltre incomincia oggi ancora di più a uscire questa idea del patrimonio intangibile. UNESCO stesso dichiara che ci sono alcuni beni che non sono tangibili, non sono dei monumenti storici, non sono i centri delle città, ma sono le conoscenze locali, le tradizioni, le feste popolari, certi tipi di lingue che non si parlano più e anche proprio il saper fare artigiano tradizionale. Il turista oggi è alla ricerca di autenticità, no? Ve lo dicevano anche prima, ma che cos'è autenticità? Autenticità non è qualcosa che costruiamo perché abbiamo capito che il turista cerca quella cosa lì, è qualcosa che nel momento in cui è scomparso non c'è più. Quindi forse invece di chiederci che cosa può fare l'artigianato per il turismo o come lo possiamo sfruttare al meglio, potremmo cominciare a chiedere cosa possiamo fare noi per salvaguardare la nostra identità culturale, perché poi in fin dei conti quello di cui si parla è questo, è la nostra identità culturale. Quando l'abbiamo persa non la troviamo più di nuovo in un angolino o non la possiamo comprare da un'altra parte. Ce l'ha raccontato molto bene oggi la professoressa quando ci ha spiegato che in Germania non erano più capaci di fare quei prototipi, quindi rendiamoci conto che qui non stiamo parlando soltanto di fare soldi, ma di mantenere intatta la nostra identità.
E non a caso UNESCO dice: guardate che questo è un patrimonio per voi immateriale, intangibile, ma che è opportuno che cominciate a riconoscerlo. Come ad esempio la storia delle perle, la produzione delle perle veneziane, che sono appunto in gara in corsa per essere dichiarate bene dell'UNESCO. Allora, tutte queste immagini che vi ho mostrato sono immagini che raccontano gli artigiani che fanno parte di Italian Stories. Come è nata la nostra idea? Appunto quella di intrecciare, come dicevamo oggi nel convegno, artigianato e turismo, intercettando anche i trend dell'economia, quelli legati appunto alla sharing economy e appunto alla necessità di proporre delle esperienze, un modo diverso di vivere e di viaggiare, meno superficiale. E per fare questo abbiamo pensato, proviamo a strutturare una proposta che utilizzi anche gli elementi digitali, no? della vendita del prodotto, metto sempre tra virgolette, digitale, perché di fatto di questo si parlava. Abbiamo pensato, proviamo a spostare l'attenzione e il focus del lavoro dell'artigiano dal prodotto al lavoro in sé, alle competenze. Quindi quello che diventa l'elemento interessante non è più soltanto il prodotto, come era stato per centinaia, migliaia di anni, ma quello che diventa interessante è quello che l'artigiano sa fare, la sua competenza. E dal punto di vista turistico che cosa andiamo a sottolineare? Sottolineiamo il fatto che l'artigiano diventa ambasciatore del proprio territorio, come dicevamo prima, e in alcuni casi l'artigiano diventa destinazione. Quindi cosa significa? Significa che in una determinata località la persona non va perché vuole andare in quel luogo lì, ma ci va perché c'è un artigiano o una realtà che trova particolarmente interessante, quindi può diventare un motore attrattivo anche per luoghi che non avrebbero idealmente una vocazione turistica. Qui non l'ho sentito citare oggi, ma qui in Sardegna c'è proprio un hotel che della valorizzazione dell'artigianato ha fatto storia, no? L'hotel Sugologone, che direi che se non è diventato destinazione quello, utilizzando l'artigianato e valorizzando, non soltanto utilizzandolo, ma valorizzandolo. E quindi ecco, nel 2015, dopo appunto tutta una serie di studi che abbiamo fatto, perché anche noi non arrivavamo dal mondo del turismo, se non di, come dire, sfuggita, esce il portale Italian Stories. Ad oggi su Italian Stories si può scegliere di viaggiare praticamente in tutta Italia, scegliendo le esperienze dal sito che vedete, non sono queste qua sotto, sono di tipo diverso, di workshop o di visita, e si possono scegliere sia su base territoriale, quindi inserisco la località dove voglio andare o la regione dove voglio andare, oppure tipologica, cioè che tipo di attività voglio fare con la carta, con il metallo, con la tessitura, e quindi ho questa possibilità di scelta. Come funziona? Lato viaggiatore. Allora faccio la mia ricerca, individuo l'attività che voglio fare e faccio richiesta all'artigiano tramite il portale, mi dà una data, pago, quindi diciamo tutto il processo è garantito dal portale, dalla nostra presenza, arriva direttamente poi nel laboratorio dell'artigiano, fa la sua esperienza, se è soddisfatto, a posto così, lascia la sua recensione. Se non è soddisfatto, ci siamo noi che garantiamo per quello che può non essere andato bene. Devo dire che ad oggi non abbiamo mai avuto lamentele, perché come diceva appunto Federico, gli artigiani una volta che ti hanno accolto nel loro laboratorio sanno essere adorabili e si donano veramente con tutto il cuore. Come funziona lato artigiano? Allora si fa richiesta di registrazione sul portale, noi facciamo un'analisi di quella che è la realtà, se corrisponde ai criteri che ci siamo dati per la selezione, anche oggi abbiamo parlato di diversi tipi di artigianato, allora accogliamo l'artigiano e lo aiutiamo a costruire le esperienze che propone, perché come ha detto qualcuno questa mattina, forse il professor Usai, diceva il grosso problema che cos'è?
è che sì, c'è questa richiesta, ma poi le proposte di prodotto turistico esperienziali che vengono fatte spesso non sono adeguate o non sono strutturate in maniera approfondita e professionale, quindi questo è un po' un rischio. Un'altra cosa di cui ci siamo accorti lavorando ad Italian Stories fin dall'inizio è che l'artigiano era veramente poco raccontato, poco narrato, sempre questo nel 2014, per cui oggi le cose sono molto migliorate. E quindi ci siamo detti, qui c'è bisogno di strutturare un format narrativo, cioè un modo di raccontare l'artigiano. Allora abbiamo incominciato a prendere in considerazione 3 elementi principali. Uno è quello degli spazi, quindi la narrazione degli spazi, perché spesso i laboratori degli artigiani sono dei luoghi molto affascinanti, a parte questo che è un caso più unico che raro, perché esatto, è in una chiesa sconsacrata a Perugia, un laboratorio tessile veramente affascinante e unico nel suo genere, ma è vero che ogni laboratorio ha delle caratteristiche particolari che lo contraddistinguono e lo rendono particolare e unico. L'altro punto su cui ci siamo concentrati nella nostra narrazione è proprio il prodotto, perché giustamente soprattutto gli artigiani italiani realizzano ancora oggi dei prodotti più unici che rari. Tanto è vero che questa che vedete in foto è una foglia d'oro battuta a mano da quello che è probabilmente l'ultimo battiloro a mano in tutta Europa, che sta a Venezia, si chiama Marino Menegazzo, e il suo laboratorio, pensate, è all'interno della casa che fu di Tiziano Vecellio. E poi l'ultimo punto su cui ci concentriamo è la figura dell'artigiano stesso, ma non solo, sulle relazioni che si sviluppano all'interno del laboratorio, tutte quelle dinamiche tra le persone che ci lavorano, le dinamiche familiari, quindi una narrazione che riguarda proprio anche gli aspetti relazionali. In questa narrazione siamo stati supportati dagli storyfinder che sono dei fotografi più o meno professionisti che, interessati come noi al mondo dell'artigianato, ci hanno aiutato andando a fotografare gli artigiani laboratorio per laboratorio in tutta Italia e aiutandoci a costruire questa narrazione. Poi chiaramente abbiamo attivato tutta una serie di strumenti per diffondere questi contenuti che avevamo creato, perché creare dei contenuti e non diffonderli non ha molto senso. Quindi prima ancora del lancio del portale nel 2015, circa un anno prima abbiamo incominciato a lavorare alla pagina Facebook, in cui raccontiamo le storie degli artigiani, le recensioni e tutto quello che può essere interessante per la community di appassionati che ci segue e che ci aiuta continuamente a costruire il nostro network. Così come la pagina Instagram, su cui oggi, anche adesso, ho postato alcune stories della mostra che abbiamo visto, della bellissima mostra che abbiamo visto, e ho avuto una serie di feedback su quanto belle sono le cose esposte. Quindi effettivamente c'è un continuo confronto con la community che ci segue. La newsletter, naturalmente, che serve per dare tutta una serie di informazioni gli ultimi avvenimenti. Il blog, in cui ospitiamo anche interventi di blogger esterni, e appunto il sistema delle recensioni, che è fondamentale per mantenere una relazione di fiducia all'interno della community di artigiani e di viaggiatori. E poi abbiamo lavorato nel 2016 anche su un crowdfunding. Una volta che abbiamo raccolto un bel po' di materiale fotografico, ci siamo detti: cavoli, però tutte queste storie di artigiani è un po' un peccato che restino soltanto digitali. E allora abbiamo lanciato un crowdfunding, che sicuramente sapete cos'è, su Kickstarter, che è una piattaforma americana, la quale ha apprezzato la nostra proposta e ci ha promosso a sua volta, e grazie appunto al sostegno di tutte le persone che hanno scelto di conoscere più da vicino gli artigiani italiani, abbiamo pubblicato questo libro che si chiama Mani, in cui raccogliamo alcune delle più belle storie di artigiani che sono sul nostro portale, che lascio qui se qualcuno dopo vuole dargli un'occhiata. E poi abbiamo partecipato ad eventi collettivi, come circa 2 anni fa con il MIBACT a Roma. Abbiamo portato alcuni dei nostri artigiani alla mostra, all'esposizione Viaggio Italiano.
Oppure abbiamo fatto delle azioni di guerriglia marketing, come vedete qui a Milano, durante la Design Week, ha caricato un artigiano in macchina con la sua incudine, ogni tanto ci fermavamo, facevamo scendere lui e l'incudine e incominciava a dare una presentazione del lavoro che faceva. Oppure lo sviluppo di partnership, come in questo caso con Instagrammer Italia, con i quali abbiamo lanciato qualche anno fa un hashtag che è creato ad arte, seguito poi dal nome della regione o dal nome della città, racconta il lavoro degli artigiani della zona. Però non ci siamo fermati qui. Perché? Proprio perché ci siamo resi conto che mancava la conoscenza nel costruire un'offerta turistica, esperienziale, artigianale che fosse adeguata. Ma di questo non ci siamo accorti solo noi, se ne sono accorte soprattutto le persone che lavorano sui territori in quest'ambito e hanno cominciato a chiamarci per aiutarli a strutturare appunto una proposta specifica insieme alle realtà artigianali delle loro zone. Ed è così che nasce il progetto Tuscia Experience, che abbiamo concluso da poco insieme alla Camera di Commercio di Viterbo, un progetto che è durato 2 anni e che comunque ha dei fratellini che stanno nascendo qua e là, con la Camera di Commercio di Pisa, con la Biosfera UNESCO in Trentino, un altro progetto più piccolo l'avevamo già fatto un tempo addietro nelle zone appunto tra le Marche e l'Umbria, e quindi diciamo stiamo fornendo la nostra consulenza proprio ai territori stessi, con gli artigiani stessi, per costruire dei percorsi sensati. E ora vediamo come. C'è un primo momento di formazione durante il quale incontriamo gli artigiani e i produttori, perché parliamo non soltanto di artigianato artistico, ma anche di produttori dell'agroalimentare, soprattutto per quanto ha riguardato la Tuscia, che appunto, come diceva prima, è una zona assolutamente affascinante e che non conoscevo benissimo. Di fatto è la provincia di Viterbo e che è nell'Alto Lazio, però sì, apparentemente è tra Toscana, Umbria e Lazio, ma è nel Lazio. Ed è veramente una terra fantastica, non lo dico perché, vabbè, però è veramente bellissima. E quindi un primo momento di formazione in cui spieghiamo cosa significa turismo esperienziale, perché è vero che non è più come quando nel 2014 mi dicevano non capisco che cosa ti te dice, ma me va bene, questo gli artigiani veneti. Però è vero che comunque alcune cose sono difficili da capire, quindi gli diamo proprio degli strumenti per imparare a costruire una proposta sensata. Quindi spiegandogli che cosa significa per il viaggiatore oggi viaggiare per fare esperienze, quindi come proprio necessità fondamentale dell'essere umano. E poi segue di solito un momento di consulenza personalizzata in azienda, per cui dopo questo momento di formazione in cui ha avuto l'artigiano, l'azienda ha sviluppato delle competenze nella creazione di esperienze e nella comunicazione dell'esperienza, insieme a lui costruiamo quella che sarà la sua proposta, quindi andando a ragionare specificamente e andando a realizzare un servizio fotografico su misura, perché ricordiamoci che nell'era dell'immagine avere le immagini giuste per raccontarsi è fondamentale. E quindi insieme a loro costruiamo 2 tipi di proposte, o una proposta di visita che è più, tra virgolette, leggera, perché non tutti i viaggiatori apprezzano l'idea di metterci mano, perché comunque è qualcosa che ti coinvolge e le persone non sono tutte uguali, ci sono quelle che si buttano e quelle che invece sono timide e dicono no, preferisco vedere, e quindi è giusto dargli una possibilità di offrire una visita di questo tipo. Inoltre non tutte le realtà possono offrire veramente la possibilità di mettere mano, ma perché non strutturare qualche proposta che permetta di come dire, avere un avvicinamento che comunque è immersivo ed emozionale. Oppure workshop che appunto, come dicevamo, possono durare da mezza giornata a anche una settimana. Per esempio c'è un'artigiana che propone un'esperienza che dura circa 5 giorni in cui uno può conoscere sia il territorio sia uscire che ha fatto le sue scarpe. Oppure un altro con cui si può stare un fine settimana e realizzare la propria pipa. Insomma, ci sono tante esperienze anche
abbastanza prolungate. Quella che vedevamo prima all'inizio di raccolta nei campi, lì era un workshop di realizzazione di carta nel Salento, che dura anche quello una settimana, e si parte proprio dalla raccolta della materia prima, quindi la conoscenza del territorio, proprio delle piante adatte per essere poi trasformate in carta, e si segue tutto il processo fino alla stampa. Qui alcune indicazioni, diamo loro alcune indicazioni sul senso che può avere anche relativamente al tempo e al costo. E poi abbiamo realizzato, nel caso di Touche Experience, un catalogo delle esperienze che anche ho qui, ma che vi faccio vedere velocemente. Come vedete, una mappa che identifica una serie di punti. Sono 32 le aziende che hanno partecipato in questi 2 anni e come vedete si tratta sia appunto di artigiani e aziende dell'agroalimentare, sia della produzione dell'artigianato artistico. Quindi avete visto prima ci sono dei ceramisti, c'è il produttore del formaggio, c'è la tipografia, c'è ovviamente l'olio, c'è il mosaico, diciamo veramente variegato. Si può trovare sicuramente un'esperienza che faccia per noi, appunto il miele, la pasta, l'orafo. Sì, c'è una grande predominanza dell'olio perché ovviamente, come sapete, la Tuscia ha una grande è una terra molto ricca di oli. E poi ci siamo dedicati chiaramente alla parte anche della comunicazione, no? Perché come si diceva prima, avere un prodotto però poi non raccontarlo e non comunicarlo non ha molto senso. Quindi come prima operazione che abbiamo fatto non è stata quella del Block Tour, ma è stata quella di coinvolgere gli operatori locali, quindi i tour operator locali, gli albergatori, i ristoratori, fargli conoscere questi contenuti, condividere con loro queste esperienze, questo prodotto che era stato realizzato e chiedere a loro di collaborare per appunto dare a loro anche un'opportunità in più per vendere la loro realtà. Poi abbiamo organizzato ad esempio un blog tour. Che cosa è servito? È servito sia come fase di test sia come fase di comunicazione. Ne sono stati organizzati 2 in 2 anni con degli output molto diversi e andando a coinvolgere anche blogger e vlogger molto diversi tra di loro, ovviamente non solo italiani ma americani, inglesi, iraniani, con pubblici molto diversi e anche con interessi diversi, non soltanto diversi su base geografica, ma anche chi era interessato agli aspetti culinari, chi era interessato più agli aspetti artistici, quindi in modo tale da intercettare il più possibile un'utenza che fosse targetizzata ma che fosse comunque ampia. Quindi appunto 3 giornaliste, cosa che oltre ad essere blogger sono giornaliste, è stata utile anche perché sono usciti degli articoli anche ad esempio su Io Donna, un articolo molto bello, ho corredato una serie di foto con un taglio legato al mondo del food e un articolo su Forbes dove anche si raccontava le storie della Touche e del turismo esperienziale. E poi il vlogger che ha prodotto anche dei contenuti video molto interessanti da condividere e nell'ultima tornata abbiamo coinvolto anche ecco qui vedete eventualmente dove potete trovare gli articoli che sono usciti, abbiamo coinvolto anche una illustratrice giovane che ha prodotto alcuni disegni, alcune illustrazioni che verranno utilizzate nella comunicazione della Touche Experience. E poi ovviamente si è lavorato anche sul B2B, quindi portando l'esperienza di Touche Experience nelle fiere dedicate e dove sono state accolte con molto interesse. Ecco, per cui questa è un po' la nostra esperienza, spero che insomma, sia stata interessante e non avervi annoiato. Se avete qualche domanda sono qui, oppure cercate online.